Ben ritrovati, tante le notizie all'interno del nostro TG, ma cominciamo dai titoli. C'è la svolta per gli omicidi di Maria Chindamo, di cui non si avevano notizie da 3 anni, e Francesco Vangelis, scomparso da Filandari lo scorso anno, operati 2 fermi dalla procura antimafia di Catanzaro. Gli infermieri idonei in graduatoria hanno incontrato a Catanzaro il commissario Cotticelli, al quale hanno chiesto di essere assunti e di bloccare i concorsi fino a quando non si esaurirà la graduatoria. L'allarme sul dissesto del comune di Cosenza. Il sindaco Chiuto spiega ai nostri microfoni la procedura di predissesto e le nuove richieste della Corte dei Conti. Manifestazione di protesta a Castrovillari. I cittadini chiedono al sindaco di intervenire per risolvere l'annoso problema della costante carenza d'acqua. Una lite scoppiata per futili motivi tra 2 giovani romeni è finita in tragedia a Corigliano. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, la cronaca in primo piano, risolto il giallo di Maria Chindamo, l'imprenditrice scomparsa il 6 maggio del 2006, la donna sarebbe stata uccisa e il cadavere fatto sparire. A questa conclusione sono giunti i carabinieri di Vibo Valentia e del ROS, che hanno arrestato un 53enne di Limbadi, già noto alle forze dell'ordine. I particolari nei nostri servizi. Per la procura di Vibo Valentia, Maria Chindamo è stata barbaramente assassinata. È un omicidio volontario perpetrato poco dopo le 7 del mattino del 6 maggio del 2016 davanti alla propria azienda, dove uno dei suoi dipendenti trovò l'auto col motore acceso, l'impianto stereo a tutto volume e tracce di sangue sulla carrozzeria della sua Dacia e al suo interno tutti gli effetti personali, compresa la borsa contenente oltre 1.000 euro in contanti. Cercò di difendersi Maria Chindamo, lottò contro i suoi aggressori ma non riuscì a sfuggire all'agguato. Da quel momento, in silenzio ma senza mai fermarsi, i carabinieri hanno avviato complesse indagini, sviluppate ricostruendo un puzzle fatto di dati tecnici, dichiarazioni degli indagati e perlustrazioni dell'area, che hanno permesso di giungere ad una prima importante svolta con l'individuazione di quelli che per l'accusa sarebbero 2 dei correi dell'efferato delitto. In carcere è finito Salvatore Ascone, 53 anni di Limbadi, mentre risulta indagato a piede libero un suo operaio, Gheorghe Larentio Nicolae, romeno di 30 anni, a quale viene contestato il reato di concorso in omicidio. Secondo gli inquirenti avrebbero manomesso il sistema di videosorveglianza installato nella proprietà di Ascone per impedire la registrazione delle immagini riprese dalla telecamera orientata sull'ingresso della proprietà dell'imprenditrice di Laureana di Borrello, dove la donna poi fu prelevata e portata via. Ad aggravare la posizione di Ascone le dichiarazioni fornite dal collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso, che tendono a rafforzare l'ipotesi accusatoria di una manomissione temporanea e volontaria del sistema di videosorveglianza. Il dispositivo investigativo che è stato creato è stato un dispositivo ad hoc che ha visto partecipare tutte le componenti dell'Arma: la stazione carabinieri di Limbadi, il nucleo operativo di Tropea, il nucleo investigativo e il ROS centrale, il reparto crimini violenti. I dati analizzati e l'esito di indagine è un primo esito, perché chiaramente stiamo parlando di persone che hanno concorso in questo omicidio. I dati analizzati sono chiari. Presente alla conferenza stampa il fratello di Maria Chindamo, Vincenzo. È un segno vivo e visibile di tutta un'attività che in questi 3 anni e mezzo, fondamentalmente di tanti silenzi, invece i carabinieri, i ROS di Roma e la procura di Vibo ha fatto. È un segno che ci dà speranza e che prima o poi venga fatta luce su questa tristissima vicenda. Maria era una donna felice e libera di questo territorio ed è una donna che ancora urla di far conoscere quello che le è successo. L'incubo per i familiari di Maria Chindamo inizia il 6 maggio del 2016, quando l'auto dell'imprenditrice venne trovata col motore ancora acceso davanti al cancello del suo podere agricolo, incontrata a Montalto di Limbadi. Maria Chindamo quella mattina uscì dalla sua casa di Laureana di Borrello per recarsi in alcuni terreni di sua proprietà. Doveva incontrarsi con 2 operai. Sembrava un giorno come tanti, ma accadde qualcosa di terribile. A bordo del suo SUV di colore bianco arrivò a destinazione, ma quel maledetto giorno l'imprenditrice
l'imprenditrice svanì nel nulla. Gli inquirenti trovarono solo alcune tracce di sangue sul muretto della tenuta e sulla vettura. Di Maria Chindamo invece non si è saputo più nulla. Gli operai con cui la donna doveva incontrarsi raccontarono di non essersi accorti di niente. Da 3 anni le ricerche vanno avanti. L'ipotesi è che l'imprenditrice, che all'epoca aveva 44 anni, sia stata uccisa e fatta sparire, forse sepolta. I carabinieri hanno effettuato controlli specifici in alcune aziende della zona con l'ausilio dei cani molecolari, hanno effettuato degli scavi in alcuni fondi agricoli, ma di Maria Chindamo nessuna traccia. Una scomparsa avvolta nel mistero. La telecamera piazzata di fronte alla tenuta dell'imprenditrice fu manomessa. Probabilmente l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Maria fu studiato e preparato da qualcuno nei minimi dettagli. La donna scomparve esattamente un anno dopo il suicidio dell'ex marito, che non accettava la fine della loro relazione. Circostanza questa assai inquietante. Gli inquirenti non si sono mai arresi, così come la famiglia di Maria, che non ha mai smesso di chiedere giustizia. Era una donna libera, Maria Chindamo, ma qualcuno l'ha uccisa e fatta sparire per non dare ai suoi cari neanche il conforto di una tomba su cui piangere. Ma oggi, con l'arresto di Salvatore Ascone legato alle cosche di Limbadi, è arrivata l'attesa svolta nelle indagini e il giallo potrebbe essere a breve risolto. E c'è un'altra svolta, un altro giallo, quello di Filandari. Domenico Vangeli, Francesco Domenico Vangeli, era scomparso lo scorso 10 ottobre dal comune del Vibonese. I carabinieri della compagnia di Vibo Valentia hanno fermato oggi un trentenne ritenuto uno dei responsabili dell'omicidio avvenuto l'ottobre scorso. Ricordiamo che nel momento della scomparsa di Francesco Domenico Vangeli, la sua auto venne trovata bruciata nei pressi dello svincolo di Mileto della 2 dell'autostrada del Mediterraneo. Vediamo. Un omicidio atroce, un delitto premeditato. La fine di Francesco Vangeli, ricostruita dagli investigatori, è stata atroce e violenta, come conferma il procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro Nicola Gratteri, illustrando i dettagli che hanno portato al fermo di Antonio Prostamo, 30 anni, di San Giovanni di Mileto, nipote del boss Nazareno Prostamo, accusato di essere uno degli esecutori materiali dell'omicidio. È un delitto premeditato da tempo. Abbiamo potuto documentare tante attività preparatorie a questo omicidio. La vittima è stata adescata, è stata con un tranello, con l'idea, con l'intento che doveva costruire un tavolo in ferro battuto al rivale, ma la cosa brutta e terribile è che è stato ucciso, ma non subito, è stato ferito gravemente, poi è stato messo in un sacco e buttato nel fiume. Quindi il corpo non si è riuscito a trovare, i carabinieri hanno setacciato il fiume Enesima per almeno 2 settimane, ma non sono riusciti a trovarlo. Un'operazione necessaria, quella condotta nella notte dai carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia, perché c'era il concreto pericolo di fuga dell'indagato e da qui vi è stata la necessità di intervenire tempestivamente. Un omicidio che denuncia soprattutto le dinamiche tipicamente 'ndranghetistiche di quello che altrimenti si sarebbe potuto immaginare come un delitto a sfondo passionale. Questa è un'evidente dimostrazione della supremazia. Oggetto del contendere purtroppo era ahimè anche in questo caso una persona, ma possiamo dire che non ci si limitava tanto all'amore lato senso, nonostante la denominazione che abbiamo dato all'operazione, bensì a quel concetto di proprietà che spesso non viene scissa dal concetto di persona e si estende quindi ben oltre i confini delle cose. L'affermare la presenza di un rivale in amore avrebbe potuto significare perdere di credibilità sul territorio, ed è in questa chiave di lettura che è stato eletto l'evento omicidiario. È stata ribattezzata Amore Letale l'operazione condotta dai carabinieri di Vibo, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha fatto luce sull'omicidio di Francesco Domenico Vangeli di Filandari, ucciso dal rivale per motivi passionali. Un amore conteso che ha portato all'uccisione atroce e violenta di un ragazzo di soli 26 anni, colpevole forse di essersi innamorato della persona sbagliata.
lui, lei e l'altro, Antonio Prostamo, 29enne, che gli inquirenti hanno individuato come l'autore materiale dell'omicidio. Secondo gli investigatori, che per mesi hanno visionato immagini di telecamere di videosorveglianza, sentito persone informate sui fatti e captato conversazioni per risolvere il cold case, sono diversi gli elementi che hanno portato a ritenere che il ragazzo di Filandari sia stato attirato ad un appuntamento con l'inganno e poi assassinato. È stato chiuso in un sacco nero e gettato nel fiume, questa è la ricostruzione, quindi ha sofferto e si è reso conto forse di non poter far nulla per sfuggire al destino crudele segnato da chi voleva fargliela pagare e nel peggior modo possibile, patendo atroci sofferenze prima di chiudere definitivamente gli occhi. Il corpo di Francesco non è stato trovato, la famiglia non può piangere sulla sua tomba e la madre della vittima ha chiesto più volte alla procura e ai carabinieri di risolvere il giallo. Oggi la svolta nelle indagini, l'arma del delitto non è stata ritrovata, ma non si escludono ulteriori sviluppi. Sullo sfondo anche alcuni debiti di droga non pagati e la sottrazione di un'arma in provincia di Pisa da parte di Vangeli e mai più restituita. Di sicuro questa vicenda ha molti punti da chiarire che potrebbero trovare risposte nel prosieguo delle investigazioni. Ci occupiamo adesso di sanità perché gli infermieri idonei in graduatoria hanno incontrato a Catanzaro il commissario Cotticelli, al quale hanno chiesto di essere assunti e di bloccare i concorsi fino a quando non sarà esaurita la graduatoria. Vediamo. L'emergenza è sotto gli occhi di tutti, la carenza c'è, gli ospedali sono al collasso, Polistena sta chiudendo, idem per l'Ocri, lui è al corrente di tutto. Ci ha garantito e si è assunto un impegno. I pronto soccorso sono al collasso. Che lui il 18 saprà darci le risposte che meritiamo. Attraverso delle priorità. È ovvio, sì, ma i concorsi lo sa. Ovviamente se mancano dei medici deve autorizzare il concorso per i medici, ma per gli OS, che siamo oltre 500 idonei, il buonsenso impone di non fare altri concorsi, per ora. Hanno incontrato il commissario ad acta della sanità calabrese Saverio Cotticelli, gli infermieri, gli operatori sociosanitari idonei che attendono la stabilizzazione. Sono oltre 500 che fanno parte delle graduatorie di Reggio Calabria, Catanzaro e Vibo e cercano risposte concrete e definitive, altrimenti fanno sapere il loro sit-in davanti alla cittadella regionale durerà ad oltranza. Noi rimarremo qui, se è necessario staremo anche con le tende, vogliamo avere delle risposte concrete. Una delegazione ha fatto presente le richieste al commissario, ma ci dicono anche in altri incontri ci ha rassicurato, salvo poi disattendere le nostre sollecitazioni. Siamo rimasti delusi dall'ultima volta che abbiamo avuto un colloquio col generale, nel senso che più o meno 2 settimane fa il generale ci aveva garantito che avrebbe provveduto all'immediato scorrimento delle graduatorie, quella di Reggio Calabria e quella di Catanzaro. Ma poi scopriamo che il 5 luglio, anziché procedere alle assunzioni, paradossalmente è stata mandata a tutte le ASP una lettera di blocco. Ora dico, in questo tempo che si potevano concretizzare, non dico tutte, ma almeno un po' di assunzioni, è nata anche la graduatoria di Vibo Valencia, perché giustamente è un altro concorso che era stato espletato e sta andando avanti. Ma se si continuano a creare tutti questi idonei, quando verranno assunti? Chi li assumerà? Io su questo ancora non ho avuto nessuna risposta. Alcuni però hanno riposto nuovamente fiducia in Cotticelli, perché sentite cosa ha promesso loro. Ci ha garantito che comunque le graduatorie andranno avanti. Ovviamente si perderà un po' di tempo perché si sta aspettando l'insediamento di ancora 3 commissari delle aziende sanitarie calabresi. Si aspetta il tavolo adduce del 18 dove presenteranno i fabbisogni nuovi al Ministero, diciamo, e dove si spera che questi fabbisogni saranno autorizzati e quindi vi sarà questo scorrimento delle graduatorie. Insomma, un comparto molto complesso dove è alta la confusione, quello della sanità. Il perché ve lo spieghiamo in questo servizio.
Il decreto Calabria è entrato in vigore da qualche settimana, ma la situazione della sanità è sempre più ingarbugliata. Sul tappeto tanti, troppi problemi che aspettano una soluzione. Il 18 luglio prossimo è previsto il tavolo a Duce, il summit interministeriale sulla situazione calabrese, dove potrebbero essere decisi ulteriori tagli. Vedremo come andrà il test sullo stato di salute della sanità, anche se è sotto gli occhi di tutti che il momento non è dei più felici. Lo sanno medici, infermieri e OSS costretti a turni massacranti perché il personale è insufficiente, e lo sanno soprattutto i cittadini, che non sempre trovano risposte adeguate alle loro esigenze di cura. A proposito della carenza di organico, c'è uno studio realizzato dall'Agenzia regionale sanitaria della Puglia dove si evidenzia come la ripartizione del fondo sanitario abbia negli anni privilegiato le regioni settentrionali, dove si è continuata ad assumere e a fare turnover avendo maggiori risorse a disposizione, mentre al sud non c'è stato ricambio, carenza di personale che ha prodotto infinite liste d'attesa, interventi chirurgici rinviati, reparti e pronto soccorso a rischio chiusura. Pensate, al nord ogni 1000 abitanti ci sono 12,1 dipendenti del comparto sanitario, mentre al sud la media si abbassa drasticamente sino a 9,2 dipendenti ogni 1000 abitanti. In Calabria in particolare ci sono 9,6 operatori sanitari ogni 1000 residenti. E poi c'è il problema del precariato, c'è ad esempio la vicenda degli operatori sociosanitari della Coop Service e della Multiservizi che svolgono la loro attività all'Annunziata di Cosenza, al Mariano Santo e al Santa Barbara di Rogliano, esternalizzati però con le varie cooperative che si sono succedute a partire dal 1996. Una storia la loro che va avanti da 25 anni, ma l'appalto scadrà il prossimo 31 luglio e il loro contratto potrebbe non essere rinnovato. 80 lavoratori, padri e madri di famiglia, adesso temono il licenziamento e chiedono un incontro urgente al commissario Cotticelli, e al generale si rivolgono anche 23 sindaci del comprensorio Esalo-Pollino. Martedì prossimo saranno a Catanzaro per chiedere interventi immediati per salvare l'ospedale di Castrovillari, dove sono a rischio chiusure i reparti di ortopedia e pediatria. E non solo, i sindaci lamentano un continuo depauperamento del nosocomio, dove negli anni sono stati tagliati centinaia di posti letto, e per mancanza di personale è stato sospeso anche il servizio analisi per gli esterni. Una delle tante situazioni drammatiche che si registrano negli ospedali della regione. Risultato? La sanità è al collasso e ai cittadini non resta che fare le valigie per curarsi e a volte anche per fare delle semplici analisi. A Cosenza adesso per l'allarme sui conti del comune, il rischio dissesto, il sindaco Mario Chiuto ai nostri microfoni spiega qual è la situazione debitoria del comune di Cosenza. Vediamo. La spada di Damocle del dissesto sul comune di Cosenza, l'allarme è alto. Qual è la situazione reale? Il sindaco nel corso della nostra trasmissione Focus Politica spiega che i conti in rosso li ha ereditati. Il comune di Cosenza sostanzialmente è in dissesto da quando il sindaco Chiuto è entrato, cioè noi nel momento in cui io il primo giorno proprio che sono arrivato al comune ho dovuto già constatare che c'era una lettera della Corte dei Conti che diceva che il comune doveva andare in dissesto, sostanzialmente una richiesta di dissesto certificato dalla Corte dei Conti in base alle analisi dei bilanci precedenti, del 2010 e precedenti. In soccorso all'amministrazione comunale della città dei Bruzzi la norma sul predissesto, una sorta di dissesto guidato che il municipio tra i primi in Italia adottò, ottenendo, fa sapere il sindaco, alcuni risultati. Optammo per il predissesto perché il dissesto avrebbe comportato soprattutto il licenziamento di tutti gli addetti delle manutenzioni delle cooperative sociali, perché non avevano contratti. Oggi hanno un contratto triennale perché è stata fatta una gara pubblica. All'epoca non c'erano contratti perché venivano affidati questi lavori ogni 6 mesi, quindi chiaramente nell'ipotesi di dissesto ovviamente restavano garantiti i dipendenti, e però tutti i servizi che erano senza contratto sarebbero cessati. Ma quanti debiti aveva il comune di Cosenza e con il predissesto così cambiato sul fronte tasse per i cittadini? Erano circa 150 milioni, chiedemmo un mutuo allo Stato perché il predissesto appunto richiedeva, dava questa possibilità. Questo mutuo è stato spalmato in 30 anni e sostanzialmente
I cittadini pagano oggi i debiti che sono stati fatti dal 2011 e nel passato, in sostanza, no? Dal 1980 fino al 2011. Il problema non è stato ancora risolto perché la Corte dei Conti è tornata a bussare alle casse del municipio. C'è un debito di circa 20 milioni con Sorical, con la regione, che riguarda la fornitura di acqua, che risale a prima del 2004 addirittura, di 20 milioni di euro. Per quanto ci riguarda è prescritto, infatti non l'abbiamo messo in bilancio perché c'è, e quindi noi rispondiamo alla Corte dei Conti dicendo che c'è la prescrizione. È un debito di 15 milioni di euro al commissario dell'emergenza rifiuti. Manifestazione di protesta a Castrovillari, i cittadini chiedono al sindaco di intervenire per risolvere l'annoso problema della costante carenza d'acqua. Vediamo. Leo Battaglia, coordinatore sul territorio della Lega, ha tenuto un sit-in di protesta di fronte al comune di Castrovillari in merito alla mancanza di acqua, in particolare nella zona nord della città. Ad oggi il sindaco ci deve dire cosa sta nascondendo, perché la Sorical dà le colpe al sindaco, il sindaco dà le colpe alla Sorical, insieme li danno alla Regione Calabria. Il problema qual è? Noi organizziamo una manifestazione oggi. Cioè, chissà come arriva l'acqua, stamattina arriva l'acqua, un'acqua gialla perché era ferma da 2 mesi, perché oggi c'era la manifestazione, allora l'acqua c'è. Cosa ci sta nascondendo il sindaco Lopolito? Noi vogliamo la verità, vogliamo capire qual è la verità. Qui l'acqua la pagano tutti ed è impensabile pensare che non tornano a casa dopo una giornata di lavoro, per chi lavora e non ha acqua a casa. Quindi noi vogliamo la verità dal sindaco Lopolito sul problema dell'acqua e mi auguro che non ci siano più lamentele. Mi auguro che ha capito, ha sistemato le sue cose, perché non so, veramente, credetemi, non so qual è la verità, cosa ci sta nascondendo. Il problema si può risolvere in 1000 modi. Uno, che la città di Castrovillari, come chi è di Castrovillari sa che noi siamo sull'acqua, abbiamo sorgente, abbiamo fiumi, il Coscile, siamo pieni, ci possiamo privatizzare con l'acqua, la possiamo vendere agli altri comuni limitrofi, quindi noi possiamo risolverlo così. Comuni morosi sul fronte dei rifiuti, la Regione ne ha commissariato 18, vediamo. La Regione ha commissariato i comuni calabresi che non hanno adempiuto al versamento della tariffa di conferimento dei rifiuti. I decreti firmati dal Presidente Oliverio. Sono 18 i municipi in cui è stato nominato il commissario che avrà il compito del recupero coattivo del credito maturato dalla Regione. In particolare le tariffe si riferiscono agli anni 2015 e 2016, anche se non mancano 2 casi di comuni inadempienti anche nel 2014. Gli ultimi decreti riguardano i comuni di Belcastro e Stalettì in provincia di Catanzaro, Cerzeto, Tarsia, Ieta, San Fili in provincia di Cosenza, Bagnara Calabra, Bruzzano Zeffirio, Casignana, Gioiosa Ionica, Portigliola, Riace, San Procopio, Sant'Alessio in Aspromonte, San Pietro di Caridà, Santo Stefano in Aspromonte, Terranova Sappio, Minullio in provincia di Reggio Calabria e Maierato in provincia di Vibo Valencia. Torniamo a Cosenza, dovremmo avere delle immagini di un incendio in via Reggio Calabria, lo vedete è abbastanza esteso e le fiamme adiacenti al cantiere in cui si sta costruendo la nuova strada, il fumo nero proprio ha invaso il centro città, paura ma per fortuna nessun danno, le fiamme che si sono estese, lo potete vedere proprio dalle immagini, poi sono state domate dai vigili del fuoco. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Finisce in tragedia una lite tra 2 senza tetto di nazionalità romena a Corigliano Rossano. Prima il diverbio, poi una spinta risultata fatale per un 43enne. L'uomo è caduto battendo violentemente la testa. Inutili soccorsi, il connazionale è stato portato in caserma con l'accusa di omicidio. La lite sarebbe stata legata al posto per chiedere l'elemosina. I 2 infatti erano nei pressi di un supermercato quando si è consumata la tragedia. Schiaffi, calcio e vessazione alla moglie, minacciata anche con una pistola in manette un 43enne a Reggio Calabria. A porre fine all'incubo della donna che da 6 mesi subiva i continui maltrattamenti del marito, l'intervento della polizia.
Sono 2 le persone indagate per l'incidente ferroviario che nel dicembre del 2017 causò la chiusura della Galleria Santo Marco a causa del deragliamento di un treno. La Procura di Paola ha chiuso le indagini. Sono indagati il capo della manutenzione per Rete Ferroviaria Italiana e il dirigente dell'unità territoriale Nord Paola per Rete Ferroviaria. Incidente questa mattina in via delle Rose a Lamezia, un'auto condotta da un anziano a causa di alcuni fili telefonici divelti caduti da un traliccio si è ribaltata. Il conducente della vettura, accortosi del pericolo, probabilmente per cercare di evitare il filo, ha effettuato una manovra brusca uscendo fuori strada e ribaltandosi. L'uomo, impaurito per l'accaduto, non è però rimasto ferito nell'incidente. Un appartamento confiscato all''ndrangheta e affidato al comune di Reggio Calabria è stato preso di mira e distrutto a colpi di mazze. I responsabili sarebbero 2 uomini che, dopo essere entrati all'interno dello stabile con mazze e martelli, hanno buttato giù alcune pareti. Sull'episodio sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine. A breve il bene sarebbe diventato un alloggio destinato ad edilizia residenziale pubblica. Ora a Catanzaro, nella sala verde della cittadella regionale, dove si è discusso di olivicoltura e marchio IGP. Vediamo. E l'oro verde di Calabria è una risorsa e una vera opportunità alle nostre latitudini. Parliamo dell'olio extravergine di oliva che apre nuovi scenari di mercato e prospettive per far crescere l'indicazione geografica protetta. Un battesimo di quella che è l'IGP olio di Calabria, ma anche per la presenza dei relatori di fama internazionale, quali possono essere il professore Servili, che oltretutto è stato fra gli estensori del nostro disciplinare della IGP, del dottore Pantini, esperto di marketing di Nomisma. Quindi abbiamo 2 personaggi che sono per noi di enorme importanza, e anche perché loro spiegheranno a tutti i nostri olivicoltori quello che è il marchio IGP, il suo valore, perché noi abbiamo la possibilità di spiegarlo, dire cosa è questo marchio, però loro lo diranno tecnicamente da esperti di quello che sono le possibilità di espansione di questo marchio. Il marchio IGP è di sicuro un'occasione di crescita e di sviluppo per il territorio calabrese, che punta sull'agricoltura come risorsa economica, e l'olio extravergine pone la nostra regione ai primi posti fra i produttori italiani. Questo settore noi ci abbiamo puntato perché è un settore principe della nostra Calabria. Se lei pensa che il 35% della superficie del nostro territorio è su questa piantumazione di questa specie, allora la prima cosa che abbiamo fatto, noi abbiamo fatto una serie di incontri con le ovarie OP e abbiamo detto la produzione di olio c'è di qualità, altra qualità, dovremmo cercare di favorire le forme aggregative, quindi stare più insieme per poter affrontare i mercati. Questo è uno dei problemi fondamentali e su questo abbiamo lavorato, abbiamo fatto gli incontri. Lo sport con le novità del calciomercato. È tempo di presentazioni e di preparazione per i rispettivi ritiri, attendendo in botti veri e propri di calciomercato. Accenni di stagione per il Crotone, che ha presentato i primi acquisti: Messias, Rutten, Petris ed Evans. 3 dei 4 prelevati già a gennaio, in attesa di completare il restyling difensivo, con l'eventuale arrivo di Jansen dopo le ufficialità di Curado e Bellodi. Il Cosenza all'accordo con Trovato, intensifica i contatti per Bianco e Baez. Esperienza, conferme e tanta voglia di rivalsa. L'identikit giusto per bissare una stagione coi fiocchi, come quella passata. Il Catanzaro accelera per Di Livio, figlio del ben più noto Angelo, ex stella della Juventus. La Regina ha chiuso nel pomeriggio di ieri gli arrivi di Bertoncini e Bergamelli difesa e pensa a 2 attaccanti di categoria da regalare a Toscano. Tanti fatti e poche parole, le idee ci sono e finalmente vengono messe in atto. Un appuntamento domani 12 luglio, l'anfiteatro comunale di Fagnano Castello ospiterà la 7ª edizione di Amateatro, la rassegna nazionale di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale I Litrari. Diverse saranno le compagnie provenienti dalle regioni del sud Italia. Sarà inaugurato, dicevamo, domani con la commedia I Patruni Mancu Garzuni, scritta da Sandrino Quintieri con la regia di Guerrieri
Severino Avolio. E chiudiamo con le previsioni del tempo. L'anticiclone africano si è ormai ritirato sotto l'azione di una vasta area depressionaria che insiste ormai da giorni sull'Europa orientale. La Calabria è proprio nella zona di confine tra queste due figure, sotto l'azione di correnti da nord-ovest che riporteranno le temperature su valori in media col periodo, ma che provocheranno anche fenomeni instabili. Domani cielo poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sulle zone montuose ove potrebbero verificarsi anche isolati rovesci. Temperature grossomodo stazionarie. Domani mari generalmente poco mossi, a tratti mossi il Tirreno Cosentino e Vibonese, così come lo Ionio Cosentino, Crotonese e Catanzarese. Sul Tirreno ancora venti da nord-ovest deboli o al più moderati, disturbati dalle brezze, mentre sullo Ionio venti da sud moderati che in serata ruoteranno proveniendo da ovest. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.